I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. L'Arena Flegrea, tra le numerose fabbriche della Mostra d'Oltremare, è certamente la più grandiosa. È stato il primo teatro all'aperto creato per spettacoli di massa, con oltre 12.000 spettatori. In estate apre i battenti a opere liriche, operette, spettacoli di varietà e audizioni di canzoni. Negli anni 1966 e 1967 ebbero luogo 2 delle edizioni di spettacoli di canzoni napoletane organizzate dal quotidiano Il Mattino. L'Arena Flegrea è in funzione dal 1940. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate